segreto qual è? Rispettare gli altri, qualsiasi sia un risultato, cercare di portare sempre questo rapporto di amicizia e di rispetto e poi che vinca il migliore. Sempre con il sorriso, amava Limoco, capultras, tifoso nel sangue, ma di quelli leali e corretti, difficili da trovare. Non ce l'ha fatta Paolo Sartori, conosciuto da tutti come Paolone, 58 anni. Era risultato positivo al Covid-19 le scorse settimane, poi negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate. Oggi il suo cuore ha smesso di battere. Oggi perdiamo uno di famiglia, un caro amico, un parente stretto, un pilastro dell'Imoco Volley. Così scrive in un post su Facebook la società. Coach Santarelli ha la voce rotta dall'emozione parlando di Paolone. Per noi è un giorno davvero difficile, per tutti noi tifosi di Conegliano, società, club. Perdiamo oggi una persona straordinaria, una che faceva parte, come abbiamo detto tutti quanti, della famiglia. Sembra una frase scontata, ma è vero, è reale, è così. Lui c'è sempre stato. Io non ce l'ho avuto personalmente accanto solo nei momenti più belli delle nostre vittorie o delle sconfitte, ma ce l'ho avuto a fianco anche nei momenti belli e tristi della mia vita. Ha partecipato al mio matrimonio, ha partecipato al funerale di mio papà, lui c'è sempre stato. Io mi fidavo molto di lui, era una di quelle persone molto difficili da trovare. Sartori non ha mai perso una partita delle sue amate Pantere, infaticabile, organizzatore del tifo e delle trasferte dall'Italia alla Cina, un entusiasmo travolgente e contagioso, quello da sempre dimostrato dal supporter trevigiano, lascia un vuoto immenso che sarà difficile da colmare. Purtroppo oggi è un momento davvero difficile per tutti noi. Io lo abbraccio forte forte, abbraccio tutta la sua famiglia, sono sicuro che continuerà a seguirci e che sarà un motivo in più per noi quest'altro anno per fare bene. Dobbiamo qualcosa a lui per tutto quello che ha fatto per noi e per questo club. Continuerà a seguire le partite, continuerà a tifare le Pantere, lui ci sarà comunque, il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore delle Pantere e dell'Imoco.